Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si è spento nella notte a 91 anni il cavalier Marco Fantoni, uno degli indiscussi protagonisti della storia del Friuli industriale. Solo pochi mesi fa, lo scorso febbraio, era scomparsa a 87 anni la moglie Alessandra De Antoni. Lascia i figli Giovanni e Paolo con le rispettive mogli Maria Grazia e Nicoletta e i nipoti Marco, Alessandra, Alessandro, Marianna e Silvia. Ha fatto la storia del Friuli industriale, con lui viene a mancare un altro rappresentante di quella generazione di imprenditori che con grande sacrificio e altruismo ha fatto grande il nostro territorio, contribuendo alla sua rinascita post-terremoto e alla sua indiscussa affermazione sui mercati mondiali. Così Anna Maria Sidnieri, presidente di Confindustria Udine, ricorda il cavalier del lavoro Marco Fantoni. Partito da un'azienda artigianale familiare, prosegue, Marco Fantoni è riuscito a creare un complesso industriale di rilevanza internazionale, leader nella produzione di mobili per ufficio, pannelli truciolati e MDF. Tanti meritati riconoscimenti ha avuto nel corso della sua vita, a cominciare dal conferimento della nomina di Cavalier del Lavoro avvenuta il 2 giugno del 1984. Nel 1998 l'Associazione per il Design Industriale aveva assegnato a Marco Fantoni il Compasso d'Oro alla carriera e nel gennaio 2002 l'Università di Udine gli aveva assegnato la laurea honoris causa in ingegneria gestionale in compagnia di due altri pilastri dell'industria friulana purtroppo scomparsi, Andrea Pittini e Rino Snaidero. Marco Fantoni fu chiamato a guidare l'azienda non ancora ventenne alla morte del padre Giovanni nel 1948. All'inizio degli anni 60 i dipendenti erano un'ottantina, l'azienda si era ingrandita, necessitava di nuovi spazi. Ecco allora la soluzione del nuovo complesso industriale di Rivoli di Osopo, a cui si misero mano architetti di fama chiarissima come Gino Valle e Mario Roggi. Poi ci fu il terremoto, con danni accertati per 11 miliardi di lire e un punto interrogativo sul futuro dell'azienda e dei suoi 300 dipendenti. Fantoni non mise nessuno in cassa integrazione e l'azienda mise a disposizione il terreno per le roulotte e i container affinché i dipendenti non si allontanassero dal Friuli. In agosto le produzioni erano state ripristinate e nel settembre del 1977 lo stabilimento era stato ricostruito. Quando dalle linee ripristinate uscì il primo mobile, ad Osopo arrivò anche il senatore Giulio Andreotti, allora Presidente del Consiglio. Colpito dalla scomparsa di Fantoni, il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi commenta: la ricostruzione è avvenuta grazie a uomini come lui. Vicepresidente Riccardi, oggi è scomparso Marco Fantoni, uno dei protagonisti della ricostruzione post-terremoto, il suo ricordo? Beh, sicuramente viene a mancare uno straordinario protagonista di quegli anni, un uomo che ha fatto quello che ha fatto e che è sotto gli occhi di tutti, la grande capacità di un uomo che è riuscito a trasmettere ai figli, ai nipoti, la passione per il proprio lavoro e i grandi risultati che quell'azienda ha. È uno dei pilastri che ci lascia, noi dobbiamo tenere alto il suo ricordo e soprattutto la gratitudine, perché questa terra è quello che è diventata dopo il terremoto grazie a uomini come Marco Fantoni. RT stabile a 0,68 come la settimana scorsa, incidenza media nazionale dei casi Covid scesa da 32 a 26, sarebbero questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio del Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona bianca, fascia nella quale a partire da lunedì dovrebbero trovarsi 29 milioni di italiani. Già ci sono, oltre alla nostra regione, Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise e Sardegna. Stando ai dati dovrebbero entrarci Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Puglia. I dati attuali dicono che tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, tranne una, la Sardegna, a rischio moderato. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto Covid, tutte le regioni sono sotto soglia critica. Il dato medio nazionale è dell'8%, in Friuli Venezia Giulia del 2%. La cronaca, ubriaco aggredisce 4 persone armato di coltello. Un 29enne triestino è stato denunciato per oltraggio, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e per il possesso ingiustificato
di oggetti atti ad offendere, ha aggredito senza alcun motivo 4 persone che si trovavano in via d'Azeglio a Trieste, colpendo anche con calci e pugni la carrozzeria della loro autovettura. Poi è scappato, abbandonando il coltello in via Caccia, all'angolo con via Parini, e ha fatto cadere a terra uno scooter. Più persone hanno chiamato il 112, 2 volanti lo hanno rintracciato e bloccato, l'uomo ha anche inveito contro la gente. Sono stati sequestrati 1370 capi di abbigliamento sportivo recanti un falso Made in Italy dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Prosecco e dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Fernetti, retroporto di Trieste. L'operazione, condotta in stretta sinergia operativa, è scaturita da un'attenta procedura di preventiva selezione e riscontro della merce in transito presso l'autoporto di Fernetti, che ha reso possibile individuare i capi di abbigliamento recanti la falsa dicitura. I beni provenienti dalla Serbia erano diretti in Italia ad una società detentrice di un noto brand italiano di articoli di abbigliamento sportivo che sul proprio sito internet si pubblicizzava come in realtà completamente made in Italy. I responsabili dell'illecito sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Trieste per la violazione dell'articolo 517 del Codice Penale, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per aver messo in circolazione prodotti industriali atti a indurre in inganno il consumatore finale. 14 anni fa rubò un PC, arrestato un latitante ricercato per furto che all'epoca dei fatti era minorenne. I carabinieri del radiomobile di Aurisina lo hanno rintracciato a Fernetti mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania. Si tratta di un 32enne rumeno, autore di un furto commesso nel 2007 a Milano. È stato portato al carcere del Coroneo, dove sconterà 3 mesi di reclusione. Pordenone strizza l'occhio ai turisti in arrivo a Lignano, proponendo speciali percorsi in bicicletta alla scoperta delle bellezze del Friuli occidentale, mettendo a disposizione il transfer dalla località balneari e bici elettriche, il tutto nell'ambito di un patto tra i comuni. Portare i turisti italiani e stranieri alla scoperta del Friuli occidentale in bicicletta. Questo l'obiettivo del progetto cicloturistico sperimentale, al via in estate, sulla scorta del protocollo sottoscritto dai comuni di Pordenone e di Lignano, volto a una reciproca promozione in ambito turistico e portato avanti dagli assessori comunali Guglielmina Cucci e Massimo Brini. L'iniziativa ha visto l'individuazione di una decina di percorsi che i cicloturisti potranno scegliere e percorrere in autonomia. L'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti il transfer da Lignano a Pordenone e ritorno e l'utilizzo di una bicicletta elettrica. La partecipazione è aperta anche a pordenonesi o abitanti nelle zone limitrofe muniti di propria bicicletta che vogliano unirsi al gruppo in partenza da Pordenone. I percorsi, elaborati da FIAB a ruota libera, tra l'altro conducono alla scoperta del sito UNESCO Palù di Livenza, dei Magredi e di alcuni dei borghi più belli d'Italia come Sesto Arreghina, Valvasone, Poffabro e Cordovado. I tragitti tengono conto anche dei gusti del territorio e del passaggio nelle terre di poeti come Federico Tavan e Pierpaolo Pasolini. Al progetto partecipano anche i comuni di Caneva, Polcenico, Spilimbergo e Cordenons. La prima uscita guidata è in programma il 18 giugno. Quasi 3 mesi di spettacoli dal vivo, dal 25 giugno al 12 settembre per 120 appuntamenti tra teatro, circo, danza. Intersezioni 2021, 6 festival che si svilupperanno in 24 comuni del Friuli Venezia Giulia. Oggi la presentazione a Udine. È con piacere che Udine ospita questo festival, queste intersezioni, che poi è la rassegna di più iniziative che vengono realizzate all'interno degli spazi cittadini, vie, piazze, palchi, giardini. Si ritorna alla normalità, come si usa dire. Ecco, io credo che sia un momento che va sottolineato quindi con soddisfazione da parte di tutti. Ecco, diciamo che se lo merita la città, ma se lo meritano anche i lavoratori dello spettacolo. La Rete Intersezioni presenta oggi la sua attività performativa e di spettacolo dal vivo negli spazi urbani. La Rete Intersezioni è un complesso, una complessità di realtà festivaliere, in particolare 6, che mettono insieme danza contemporanea, circo contemporaneo, arte relazionale e ancora performance digitale e quest'estate da giugno a settembre saranno presenti nel nostro territorio con ben 120 spettacoli dal vivo. Per noi è molto importante oggi più che mai ripartire dagli spazi del quotidiano e rivisitarli completamente con attività, creazioni e performance con ospiti che vengono dall'Italia ma anche dal mondo. In questi mesi complessi ci siamo impegnati in un progetto comune, il bando Intersezioni, la Open Call Intersezioni, 130 candidature provenienti da tutta Italia e vincitori di questo progetto sono i danzatori
Porro e De Zulian con il loro Oltrepassare, che appunto verranno ospitati e programmati in tutti i 6 festival. Si chiama Uruguay, il cortometraggio girato nella nostra regione coinvolgendo professionalità del territorio che racconta la storia di una donna abusata in un reparto psichiatrico. Sullo sfondo anche la legge Basaglia. Un cortometraggio, Uruguay, che a discapito del nome è stato girato in Friuli Venezia Giulia. Come dei Friuli Venezia Giulia sono attori, sponsor e patrocinio del Consiglio regionale. Ho cercato di ricostruire, prendendo spunto da dei fatti di cronaca realmente avvenuti, una storia che riguarda appunto una donna che viene abusata all'interno di un reparto psichiatrico. Ho trovato subito nella regione Friuli Venezia Giulia una regione accogliente, sapevo benissimo di quanto importante sia stata per tutto quanto quello che riguarda la psichiatria moderna e soprattutto per quanto riguarda la tutela nei confronti dei più fragili, la nascita della legge Basaglia che appunto vede come teatro Gorizia con il subrentro di Basaglia come direttore dell'ospedale psichiatrico. Un ringraziamento a chi l'ha pensato, l'ha realizzato, perché è un cortometraggio che può realmente aiutare specialmente i giovani e le giovani di questa nostra regione a guardare in faccia le responsabilità che si hanno nei confronti del prossimo, che va sempre rispettato, e evitare in ogni modo qualsiasi tipo di violenza che prima di tutto lede la dignità di chi la pratica, oltre che l'onore e la vita di chi la subisce. Io ho conosciuto la sceneggiatrice Andrea Simonella, mi ha fatto leggere la sceneggiatura, mi è piaciuta molto, ho cercato di dare una mano sia segnalando al Consiglio regionale questa iniziativa, sia cercando di dare una mano con alcuni sponsor, perché penso che il segnale che viene dato sia molto importante, anche nel ruolo di consigliere regionale, comunque di amministratore locale, sia giusto andare anche un po' a toccare le coscienze delle persone. Ci tengo a precisare che è assolutamente un cortometraggio che pensa alla figura della donna vittima di violenza, ma soprattutto all'interno di un contesto un po' più ampio che riguarda la violenza perpetrata nei confronti dei soggetti più fragili. Siamo in chiusura con il telegiornale, ma subito dopo la pubblicità spazio a voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.